2 giornate intense, domenica più dedicata agli appassionati e ai comunicatori del settore, lunedì protagonisti gli addetti ai lavori, i produttori e i ristoratori con l'incoronazione del miglior sommelier della Liguria. Torna negli spazi dell'ex convento dell'Annunziata in Baia del Silenzio a Seste Levante Mare Mosto le vigne sospese, la manifestazione organizzata dall'Associazione Italiana Sommelier della Liguria dedicata al vino, all'olio e ai sapori del territorio ligure. La 10ª edizione propone 2 giorni interamente dedicati ai vini e agli oli liguri con circa 80 produttori a rappresentare le 8 denominazioni regionali, insieme ad una significativa presenza di produttori di extravergine, noti per la loro produzione di olio DOP Riviera Ligure. Un'occasione per far conoscere il valore delle filiere produttive e il legame profondo tra territorio, paesaggio e cultura agroalimentare. Uno dei focus domenica mattina sarà proprio dedicato al turismo enogastronomico. Parleremo di turismo, di sostenibilità, di enoturismo e di questo sistema che come un'onda si sta muovendo e si sta riversando su questo settore. L'evento è arricchito da una zona affacciata sul mare che offrirà ai visitatori preparazioni gastronomiche tipiche liguri da abbinare ai vini delle aziende presenti. Diverse le iniziative messe in campo che si affiancheranno alla presenza degli espositori, workshops, show cooking e uno spettacolo di Pino Petruzzelli, protagonista anche la focaccia ligure. Te la do io la focaccia, è il titolo del format, e parleremo di pesto al mortaio, quindi parleremo di trofi e parleremo di un altro tassello importante per quanto riguarda gli aspetti del settore di Liguria. Tutto questo sarà arricchito in chiusura domenica da uno spettacolo di grande suggestione che insomma aspettiamo con grande ansia, di Pino Petruzzelli, che impersonifica un po' tutti gli aspetti più intrinseci, più viscerali legati al lavoro del viticoltore. Metterà in scena proprio questo suo spettacolo che sicuramente farà molto riflettere.